Il tower, vedete a sinistra? Quella torre di vetro, poi c'è questo tipo di Fujiyama, no? Se come fosse coperto con la neve, questo vulcano finto, no? Questa è anche l'idea, si chiama Sony Center e la Sony si è permesso di mettere come signe, come fosse un signe, il monumento o diciamo il vulcano più importante del mondo, il Fujiyama, che ricorda sempre il Giappone, no? Allora, la Sony, la ditta giapponese, si permette a fare un centro con un tetto che ricorda molto il loro simbolo nazionale, il Fujiyama. Mentre dalla destra, dove c'è scritto Hyatt, tutta questa zona sulla destra, si chiama Daimler City. E vedete qua la strada? Se queste due torri proprio servono, se come fossero delle due porte, o una porta, no? E di là questa zona si chiama, tutta questa zona si chiama Potsdamer Platz, piazza di Potsdam, no? E così davanti, dopo queste due torri passava il muro, e questo muro aveva interrotto per questi 28 anni una strada molto importante, la nazionale numero 1, una delle strade più lunghe d'Europa, che collegava Kaliningrado, prima chiamata Königsberg, con Parigi, una strada lunghissima, che qua veniva interrotta con il muro. Così non era l'unica strada, anche la nazionale numero 2 veniva interrotta con la porta di Brandeburgo. La porta di Brandeburgo, vicino alla porta di Brandeburgo passava il muro. Allora un'altra strada importante veniva interrotta con il muro, quello che hanno messo. Allora nessuno aveva interesse di costruire nuovi complessi qua in questa zona, tranne questa eccezione, questa del Kulturforum, dove vedete altre architetture del solito, perché di solito prima anche sull'isola dei musei vediamo molto lo stile del cosiddetto classicismo, mentre qua gli architetti volevano realizzare piuttosto un'architettura o collegata con il Bauhaus, come vedete le strutture semplici della nuova Galleria Nazionale, o uno stile organico, stile Wrightiano anche chiamato, di Frank O. Wright, che aveva preferito sempre la struttura organica. Così anche la filarmonica è praticamente un'architettura organica, dove il podio si trova nel mezzo dell'auditorio, così tutti con la isodistanza hanno un'acustica simile. Allora sia quelli in prima fila anche sia quelli in ultima fila sentono la stessa cosa. Questa è una cosa molto interessante, con questo auditorio di più di 2100 posti che abbiamo alla Filarmonica nella casa qua vicino.